In compagnia di Nicolò Busani una vittoria per 4-1 importante, 3 punti importanti anche per voi che ora vi proiettano a più 5 proprio dal trissimo in classifica. Sì, diciamo che non veniamo da un buon periodo, quindi oggi siamo arrivati qua con tantissima voglia di vincere per fare punti appunto come per staccare il Trissino, ma in generale per staccare tutte le squadre che ci sono dietro, perché il nostro obiettivo è arrivare ai playoff e arrivarci belli carichi. Oggi ci servivano 3 punti, siamo entrati bene, l'abbiamo preparata bene e siamo riusciti a portare a casa. Appunto come hai detto te, dopo le 2 sconfitte consecutive contro Breganze e Pregalcino in casa siete arrivati qua 3-0 dopo il primo tempo, nel secondo tempo avete amministrato il vantaggio, un'ottima prestazione. Sì, abbiamo fatto tutto quello che ci siamo detti di fare e che il mister ci ha detto di fare. Siamo entrati bene, abbiamo dominato secondo me il primo tempo, abbiamo gestito benissimo il secondo e siamo riusciti a portarla a casa. Ora testa subito a sabato però perché dobbiamo fare altri 3 punti e farne il più possibile da qua alla fine. Appunto ora sabato arriva il Valdagno, la Scandiano, quindi un'altra Veneta davanti a voi, come ci arrivate? Ci arriviamo sicuramente con tanta fiducia perché appunto come ho detto prima non venivamo da un buon periodo, ma questa vittoria ci dà tantissima carica e arriviamo fiduciosi a sabato che come ho detto prima è importantissimo. Grazie mille. Grazie a te.